Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, uno spazio di approfondimento dedicato alla medicina e alla nostra salute. Parliamo di un tema che tocca molti uomini, sempre più i numeri sono consistenti, ovvero parliamo del tumore alla prostata, che è la prima forma tumorale maschile, ormai diventata. Come ogni anno a Conegliano si terrà un evento a carattere scientifico internazionale dedicato a queste tematiche. L'evento di quest'anno è in programma il prossimo 21 aprile al Centro Congressi San Francesco nella città del Cima, organizzato dall'ULSS Trevigiana e in particolare dall'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano. Noi abbiamo qui due dei medici dell'unità operativa, il direttore dell'unità operativa complessa di urologia, il primario, il dottor Salvatore Valerio, ben trovato, e poi un altro collega del dottor Valerio, anche lui dirigente medico dell'unità operativa, il dottor Lorenzo Angelini. Buongiorno. Allora, dottor Valerio, questo importante appuntamento che vi attende tra poco, dedicato, come dicevamo, a un tema purtroppo, dobbiamo dire, di strettissima attualità. Sì, buongiorno. Noi abbiamo avuto l'occasione, ringrazio voi tutti per l'attenzione che date a questi eventi. Abbiamo organizzato questo evento il 21 di aprile perché ormai il tumore della prostata è il primato nel sesso maschile e poi crediamo in un confronto continuo con i colleghi, i più autorevoli tra l'altro, sia nel territorio nazionale sia dall'estero. Verrà un collega dagli Stati Uniti, proprio perché l'autoreferenzialità in medicina non esiste, per cui sono confronti culturali che sono molto importanti soprattutto per gli addetti ai lavori, ma anche per la popolazione che è ormai direttamente coinvolta in queste tristi vicende patologiche. Vi dedicherete a una tematica specifica tra le tante sfaccettature di questo campo di cui vi occupate? Sì, perché ormai la storia naturale del tumore della prostata è totalmente cambiata. Ormai non è più solo l'urologo che tratta tale patologia, sia per gli aspetti fisici, tecnici che determina, sia per gli aspetti di tipo psicologico e per le conseguenze che sono appunto conseguenti a una terapia del tumore della prostata. Per cui si sono via via aumentate i team multispecialistici, dette appunto prostate unit, proprio per affrontare la patologia del tumore della prostata in modo multidisciplinare. E una di queste prostate unit di cui accennava il dottor Valerio è attiva anche nella struttura coneglianese, ne è responsabile proprio il dottor Angelini, e allora a lui chiederei di delinearci, ovviamente nei termini più semplici possibili, in cosa consiste poi anche in concreto questa prostate unit. La Prostate Unit è un gruppo di lavoro formato da tanti specialisti che collaborano insieme e che visitano il paziente nello stesso momento. In particolare siamo noi urologi, poi c'è il collega dell'oncologia, il radioterapista e abbiamo anche riferimenti con i fisiatri e i medici della medicina nucleare. In questo modo possiamo partire dalla diagnosi e seguire il paziente lungo tutto il percorso, quindi il trattamento, la terapia e poi per i controlli successivi. Questo permette quindi di ridurre i tempi di attesa, avere una presa in carico del paziente che quindi non deve più rincorrere lo specialista ma ha le visite che vengono prenotate direttamente e permette di avere delle indicazioni terapeutiche più rispondenti alle linee guida internazionali.
questo modello organizzativo è attivo a Conegliano ormai da circa 3 anni, dal 2015, quindi vi consente di avere già un minimo di bilancio, insomma un'attività che si sta facendo sempre più consistente? Assolutamente, abbiamo un numero di pazienti in aumento e ci siamo l'anno scorso attestati a fronte di oltre 350 biopsie prostatiche. Abbiamo seguito circa 220 pazienti lungo il percorso e siamo arrivati a fare più di 65 prostatectomie radicali e la stragrande maggioranza in laparoscopia. Ecco, quindi dottor Valerio, un approccio multidisciplinare che è fondamentale ormai, indispensabile. È fondamentale, sì, perché lei sa che un paziente affetto da tumore della prostata ha negli aspetti terapeutici prevalentemente 2 conseguenze. Primo di ordine psicologico legato alla diagnosi, perché sentirsi dire che c'è un paziente affetto da tumore non è assolutamente piacevole. Numero 2 sono gli aspetti conseguenti alla terapia, cioè la potenza sessuale e la incontinenza. Per cui le scelte terapeutiche vanno sempre più condivise, si parla di una terapia come abito su misura richiesto dal paziente, proprio perché è condivisa con lo specialista, e per questo motivo il consenso a una terapia è sempre più una società, un patto che si sviluppa fra il paziente stesso e lo specialista che dovrà aiutarlo, insomma. Di fatto noi abbiamo nella Prostate Unit anche un sostegno psicologico da parte di uno specialista che aiuta i pazienti ad affrontare questa decisione. Ecco, dottor Angelini, abbiamo citato dei numeri prima, si diceva che questo nuovo tipo di modello organizzativo, di approccio appunto in team, consente anche dei vantaggi per il paziente, anche proprio dei vantaggi pratici. I risultati che si stanno raggiungendo, forse la domanda è banale, ma è quello che poi il paziente chiede, insomma, quando deve affrontare questi problemi, insomma, i risultati di cura sono in miglioramento? I risultati di cura sono in miglioramento e il tumore alla prostata ha la caratteristica di essere tra i tumori con una percentuale di cura più alta. Parliamo di oltre il 70% di pazienti guariti a 5 anni dalla diagnosi. Quello che poi bisogna anche spiegare è che tanti pazienti arrivati a un'età avanzata, pur avendo una neoplasia alla prostata, non hanno poi nessun tipo di fastidio da questa neoplasia, quindi bisogna essere molto attenti a selezionare i pazienti giusti da trattare per non eccedere nei trattamenti. Ormai l'abbiamo capito un po' tutti, molto importante nella cura delle neoplasie, non solo, ma soprattutto per le neoplasie, dottor Valerio, è la diagnosi precoce. Da questo punto di vista ci sono anche delle novità diagnostiche che state mettendo in atto anche a Conegliano? Assolutamente sì, nel senso che la prima cosa che bisogna affermare è che il paziente al di sopra dei 50 anni bisogna che vada dall'urologo, perché la prevenzione parte da lì. Purtroppo esistono ancora dei vincoli di ordine psicologico. Sono ancora degli scrupoli che è bene abbandonare. È bene abbandonare perché è una patologia in costante aumento. Dal punto di vista tecnologico, poi noi e in particolare l'azienda ha voluto rafforzare sempre di più il percorso diagnostico terapeutico, cioè la Prostate Unit, proprio per l'attività con cui che svolgiamo, con questo numero crescente di pazienti, e alcuni di questi vanno seguiti anno per anno. Ad esempio abbiamo una risonanza magnetica che è multiparametrica, che si avvale di specialisti quale il nostro primario radiologo, il dottor Piccoli, molto ma molto bravo per questa attività, e siamo in attesa dell'ulteriore salto di qualità
che si chiama una tecnica fusion, la fusion biopsy, cioè è una tecnologia che utilizza un sistema misto ecografico e risonanza magnetica, questo per poter mirare ancora di più le biopsie. E poi l'ultima tecnologia importante già acquisita, questo soprattutto per la patologia benigna della prostata, anche per interventi di chirurgia mini-invasiva, è che la nostra direzione ci ha dotato di un laser, il Thulium, che è una grandissima conquista per questo tipo di patologie, primo perché sia in termini di salute sia in termini di costi, perché riduce il disagio per i pazienti, riduce la ospedalizzazione, per cui sì, siamo dotati, siamo messi bene, diciamo che l'azienda ci ha messo in grado di correre bene, ecco. Possiamo parlare davvero di un centro di eccellenza nella eccellente sanità veneta per questa particolare patologia. Abbiamo parlato di diagnosi e poi appunto di queste nuove dotazioni tecnologiche, dottor Valerio, ma ci sono anche delle novità dal punto di vista terapeutico per il trattamento del tumore alla prostata? Sì, in termini terapeutici la chirurgia mini-invasiva sicuramente rimane nei pazienti ovviamente trattabili. Il gold standard, cioè la chirurgia radicale tratta in modo radicale la patologia, per cui il paziente è in grado di guarire. È ovvio che c'è la chirurgia robotica o chirurgia laparoscopica, noi siamo dotati anche della cosiddetta 3D, che è una laparoscopia che utilizza la stessa visione del robot. In termini di costi noi ci avvantaggiamo perché la laparoscopia tra virgolette costa di meno, e in termini di risultati oncologici e funzionali è identica alla robotica. La robotica ha la necessità di essere sviluppata e utilizzata in modo multidisciplinare, cioè non solo dallo specialista urologo ma da vari altri tipi di specialità, proprio per ammortizzare i costi. Noi abbiamo inteso sviluppare la parte laparoscopica avanzata 3D proprio per avere più snellezza, velocità e adattabilità di costi a seconda della necessità. E di tutti questi argomenti, poi naturalmente anche di varie altre problematiche, si parlerà appunto il 21 aprile in questo convegno, in questo grande convegno di rilevanza internazionale organizzato a Conegliano, al Centro Congressi San Francesco, dall'unità operativa complessa di urologia. Un appuntamento naturalmente per specialisti, dottor Valerio, ma che si rientra anche in quell'opera di sensibilizzazione e di informazione al grande pubblico, alla popolazione, che state portate avanti da tempo. Sì, lei come sa da anni agiamo sul territorio con le varie associazioni, in particolare la Lega Tumori, la LILT, è coinvolta nelle nostre attività sia cliniche che di tipo di informazione riguardante la prevenzione. Tutte le associazioni che si interessano di malattia urologica, oncologica sono coinvolte e invitate a questo congresso, sono associazioni con cui collaboriamo da anni. In più ci saranno oncologi, urologi, radiologi, insomma è multispecialistico come la Prostate Unit. Appunto nella linea di questo approccio oggi essenziale che coinvolge più discipline per una diagnosi e poi una cura più efficace, meno invasiva. E rinnovando allora l'appello anche a non farsi prendere da certi tabù ancora esistenti, a chi magari ci guarda, ci ascolta,
una visita non fa male, anzi è assolutamente consigliata, anche per questi temi che effettivamente tutti magari abbiamo ancora qualche remora a affrontare. Io ringrazio i nostri ospiti, il dottor Salvatore Valerio, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano, e il dottor Lorenzo Angelini, anche egli dell'unità operativa di urologia, responsabile della Prostate Unit. Grazie per essere stati con noi e di averci parlato di questo tema. Un grazie anche da parte mia a tutti voi che ci avete seguito, e l'invito è ai prossimi spazi di approfondimento sempre sui canali di Veneto 1.